presenti, sono molto lieto di vedervi, sono il console di Russia a Milano, mi chiamo Dmitry Storin. Microfono? Così, più vicino, sì. C'è niente da commemorare, di festeggiare oggi, la ricorrenza è molto triste, veramente ci fu una strage dei bambini, una tragedia, una ennesima tragedia umana, quando tanti bimbi sono morti, ma non solo bimbi, non dobbiamo scordare quelli che hanno liberato questo scopo, i terroristi pure, cioè i membri delle forze speciali, gli insegnanti che sono morti pure. Non furono solo i bambini morti in questa strage. Questa strage di Beslan è un'altra ricorrenza, un'altra tappa nella lotta antiterroristica che svolge la mia nazione. Questo fu come, diciamo, per capire una culmine, la fine di un decennio buio, decennio del terrorismo nella Federazione Russa. Quando le autorità della Federazione Russa e il governo veramente con fermezza hanno finalmente potuto fermare questa valanga terroristica nel mio paese. I bambini furono così come un atto terroristico di massa lì. Il presidente del mio paese ha visitato la città di Beslan recentemente, chi si interessa, voi sapete meglio di me come fu, si è inginocchiato pure per sottolineare l'importanza di quello che è successo e di quello che ha fatto il governo della Federazione Russa per fermare il terrorismo. Tante dichiarazioni furono fatte, tante parole pronunciate, io non so dire altre cose. Con questa ricorrenza, dottore, se mi permette, io vorrei ringraziare particolarmente il dottor Ennio Bordato per quello che lui ha fatto. Noi qualche minuto fa ne abbiamo già parlato, proprio lei, dottore, è stato in contatto con i bambini che adesso sono le persone adulte, come lei mi ha raccontato, adesso sono diventati militari, medici, funzionari di Stato, così, adulti, già, molti di loro già genitori, mamme, sì, con cui lei è in contatto sempre. E grazie infinite, dottore, per il lavoro, per l'attività caritativa, soprattutto che lei svolge non solo in Ossetia del Nord, prosegue di farlo, ma pure nel Donbass. Grazie infinite. E mi ricordo molto bene quando 3 anni fa lei è stato artefice di un progetto di chiamare una piazzetta nella sua città natale, Rovereto, come la piazza dei bambini del Beslan. Giusto? Sì, così. E con la presenza del sindaco abbiamo organizzato, lei ha organizzato così un evento con discorsi, con interventi, così. Pure questo, tutto ciò è il suo contributo personale che rimarrà. Grazie infinite per il lavoro che voi svolgete, sono molto onorato, finisco. Grazie infinite, però ribadisco, c'è niente da festeggiare, lacrime e dolore che rimane sempre con me. Grazie. Grazie molto. In effetti, appunto, diciamo, noi usiamo il termine commemorazione per dire che è un ricordo, ecco, per ricordare, e poi è anche la scritta che c'era all'interno della scuola, Omnim, no, ricordate, cioè proprio per ricordare tutte queste vittime innocenti. Ecco, poi daremo la parola anche a Ennio, ovviamente, per diciamo, per spiegarci, anche perché appunto con la sua associazione, poi chi vuole prendere contatto magari
Ennio può darvi anche i dati dell'associazione, a cui molti di noi quando possono mandano anche delle offerte, insomma degli aiuti, perché vengono utilizzati proprio per queste opere, diciamo, caritatevoli. Ecco, il termine che ha usato il Console è molto bello, cioè per aiutare queste persone, spesso bambini magari feriti nel Donbass da mine, da bombe, ecco, che hanno bisogno di operazioni urgenti, quindi spesso vengono appunto impiegate queste risorse proprio per aiutare questi bambini. Prima di entrare poi adesso nel merito, invito anche l'onorevole Vito Comencini a portare un saluto. Vito è stato anche nella Commissione Esteri della Camera nella passata legislatura, è stato nel Donbass, è stato insomma un amico che ha sempre sostenuto la verità, diciamo, su quelle che sono oggi le vicende che riguardano il mondo russo. Sì, buongiorno, intanto un ringraziamento a Palmarino Zoccatelli, quindi all'Associazione Veneto Russia, e a tutti gli amici presenti, all'ambasciatore Mauro Murgia, a Elisea Bertolasi e tutti coloro che sono intervenuti, al console generale della Federazione Russa a Milano. È difficile effettivamente, come ha detto il console, aggiungere molto rispetto a quello che già fa trasparire e fa capire questa ricorrenza e ricordare quegli eventi. Però va anche detto che non è solo un commemorare, non è solo un ricordare, ma anche un vivere l'attualità, purtroppo, perché giustamente, come si diceva, è stato un evento e rimane un evento drammatico, triste, ma anche un evento di grande attualità, perché ha segnato, come diceva il console, un inizio di un certo punto di vista anche riscossa della Federazione Russa e protagonismo nella lotta contro il terrorismo internazionale, in un frangente tra l'altro dove dava anche grande speranza a questa scelta di combattere con grande determinazione il terrorismo internazionale, perché ricordo che si cercò di fare un'alleanza a livello internazionale con gli Stati Uniti d'America, allora c'era il presidente Bush con il premier Silvio Berlusconi, che cercò appunto di unire le forze dicendo: combattiamo insieme il terrorismo, non facciamoci la guerra o creiamo tensioni tra di noi. Sta di fatto che la Federazione Russa è diventata, ripeto, protagonista nel combattere il terrorismo non solo a casa propria, ma anche nell'aiutare altre popolazioni, altri paesi, perché non possiamo dimenticare, proprio in questi giorni dove il terrorismo vediamo come colpisce la Terra Santa, in particolar modo il Libano, penso che non ci debbano essere dubbi nel dire che quello è terrorismo, che nel mettere dell'esplosivo all'interno dei cellulari e farli esplodere uccidendo anche vittime innocenti, civili, è terrorismo. Quello è terrorismo. E quindi non si può dimenticare l'intervento, in particolar modo della Federazione Russa, proprio in seguito a queste situazioni, in Siria, andando a salvare la Siria dall'ISIS, andando a intervenire assieme appunto a una coalizione internazionale, ma prima di tutto grazie appunto alla Federazione Russa che non ha abbandonato il popolo siriano, ha permesso di sconfiggere l'ISIS. Quindi questa è la dimostrazione che siamo, ripeto, il momento in cui non ci si può prendere in giro, ma è chiaro dove sta il bene e dove sta il male, dove sta il terrorismo, chi finanzia poi il terrorismo, perché poi bisognerebbe anche andare a vedere quello, chi lo utilizza, lo fomenta e lo permette, e chi invece lo combatte. Quindi ricordare questo è importante per quello, e deve essere naturalmente nella speranza che appunto la parte buona del mondo che vuole combattere con grande determinazione il terrorismo, non solo a casa propria ma anche aiutando altri popoli e altri paesi, possa prevalere e possa portare finalmente alla pace anche appunto in Terra Santa, nel Donbass, in Europa e ovunque i popoli vogliono la pace, non vogliono il terrorismo, non vogliono la guerra. Grazie e buona conferenza. Grazie a Vito Comencini. Adesso iniziamo, andiamo nel merito, quindi io partirò con due brevi video, e poi inizieremo appunto con i nostri interventi dei nostri ospiti che
sono qui al tavolo. Allora, Palmarino, scusami, avrei anch'io degli altri video, li faccio allora prima del mio intervento. Va bene, va Ok, bene. tanto il video di Rita ce l'hai. Ce l'ho già qua, adesso partiamo con questi. No, partiamo innanzitutto con questo. Ecco, questo è un video realizzato da Luca Vincitore. Questa è la palestra della scuola numero 1 dove avvenne la tragedia. Il 1° settembre di quest'anno è girato. Girata quest'anno, noi eravamo in delegazione a Beslan proprio per i 20 anni, perché sono stati 3 giorni dall'1 al 3 settembre che furono rinchiusi tutti quelli che si trovavano nella scuola in questa palestra, oltre 1000 persone, e per 3 giorni soffrirono la fame e la sete perché non diedero neanche da bere i bambini, e poi ci fu le varie esplosioni, la strage, insomma. Poi Eliseo spiegherà meglio magari questo. Scuola numero 1 di Beslan, 3 settembre 2024, 20 anni dalla tragedia. Adesso trasmettiamo un video che ci ha mandato una delle madri del comitato delle madri di Beslan, che ovviamente non potevano essere fisicamente presenti, però ci hanno mandato un video, una rappresentante, Rita, e poi Eliseo cercherà di tradurre, poi ovviamente parla il russo, e quindi poi chiediamo a Eliseo di fare, diciamo, una sintesi, una traduzione un po' di quello che ci viene. Allora, lei si chiama Rita Sediakova ed è fa parte del comitato Madri di Beslan. Я представляю город Беслан. Зовут меня Рита, фамилия моя Седакова. 20 лет тому назад в Беслане произошла ужаснейшая трагедия, которая потрясла весь мир. Произошел захват школы номер 1 террористами. Среди заложников оказалась и моя дочь, Надеева Алла. Ей было 9 лет. Она навсегда осталась ученицей школы номер 1. Тяжело, очень тяжело об этом говорить, но я говорю об этом уже на протяжении 20 лет. И это очень страшная потеря. Для меня она была смыслом жизни, моя девочка. Она была у меня горе, которое обрушилось на матерей Беслана. Это страшное горе, тяжелое. И на протяжении 20 лет мы чувствуем поддержку у многих и многих людей, не только тех, кто живет рядом с нами, в нашем городе, в Беслане, не только в нашей республике, в Осетии, в России, но и люди со всего мира поддержали нас и разделили эту страшную потерю, это горе. И мы помним, всегда будем помнить, как граждане Италии первыми откликнулись на эту страшную трагедию
поддержали нас. Мы все это видели по всем телеканалам, как в Риме было организовано шествие с факелом в поддержку близких, тех, кто потерял своих родных в этой ужасной трагедии. 20 лет – это в нашей жизни многое значит. Но в масштабах Вселенной это какой-то миг. И, возможно, эти годы было бы очень сложно прожить без поддержки людей, которые по сегодняшний день разделяют нашу боль. И я бесконечно благодарна всем. Я знаю, что в Италии очень много людей, которые и сегодня стараются поддержать нас, несмотря на то, что есть у них и свои планы, есть и какие-то другие проблемы, но тем не менее сегодня и вы с нами тоже. Это questa madre ha perso una figlia, adesso Eliseo ci spiegherà appunto come si trova con quello che volevo appunto precisare, che è una delle madri che ha perso un figlio all'interno. Allora sì, come ho detto prima, lei si chiama Rita Lieva, fa parte del comitato Madri di Beslan. L'abbiamo invitata a prendere parte a questo momento di ricordo. Giustamente, come ha detto il signor Console Generale, non è un momento per festeggiare qualcosa, ma è un momento di ricordo di questa tragedia. Non ha potuto partecipare stamattina, ha detto che non poteva partecipare, quindi ieri sera, stanotte, mi ha mandato questo video, l'ho tradotto e adesso vi leggo insomma la mia traduzione. Salve cari amici, rappresento la città di Beslan, mi chiamo Rita, il mio cognome è Sediakov. 20 anni fa a Beslan si verificò una terribile tragedia che sconvolse il mondo intero. La scuola numero 1 fu assaltata dai terroristi. Tra gli ostaggi c'era mia figlia Alla Lieva, aveva 9 anni e sempre rimasta una studentessa della scuola numero 1. È difficile, molto difficile parlarne, ma ne parlo da 20 anni ed è una perdita molto terribile. Per me lei era il significato della vita, la mia ragazzina era l'unica che avevo. Il dolore che ha colpito le madri di Beslan è un dolore terribile. Per 20 anni abbiamo sentito il sostegno di tantissime persone e non solo di coloro che vivono accanto a noi nella nostra città di Beslan, non solo nella nostra Repubblica in Ossetia, in Russia, ma anche persone provenienti da tutto il mondo che ci hanno sostenuto e hanno condiviso questa terribile perdita, questo dolore. Ricorderemo sempre come i cittadini italiani siano stati i primi a rispondere a questa terribile tragedia e ci abbiano sostenuto. Tutto questo l'abbiamo visto su tutti i canali televisivi, come quando a Roma fu organizzata una fiaccolata a sostegno dei nostri cari, di coloro che hanno perso i propri cari in questa terribile tragedia. 20 anni significano molto nella nostra vita, ma sulla scala dell'universo è solo un attimo. Ma forse questi anni sarebbero stati molto più difficili da vivere senza il sostegno delle persone che ancora oggi condividono il nostro dolore. Sono eternamente grata a tutti. So che in Italia ci sono tante persone che ancora oggi cercano di sostenerci.
nonostante abbiano i loro progetti. Ci sono altri problemi, ma nonostante tutto oggi voi siete con noi. Queste sono le parole bellissime di questo. Sì, adesso darei la parola a Mauro, che diciamo è quello che ha portato tutti noi anche a conoscere meglio questa realtà di Beslan, questa scuola, queste madri. Siamo stati appunto a inizio settembre in delegazione a Beslan e Mauro, diciamo che da molti anni si occupa e organizza questi scambi anche con le amministrazioni italiane e di Beslan per tenere vivo il ricordo di questa tragedia. Quindi adesso diamo parola a Mauro, che appunto è anche ambasciatore per l'Italia dell'Ossetia del Sud, che è diciamo l'altra piccola repubblica sorella diciamo dell'Ossetia del Nord, che ha avuto anche quella delle vicissitudini purtroppo di guerra, che speriamo appunto siano terminate e possano vivere in pace. Prego Mauro. Buongiorno, naturalmente è un grande piacere rivedersi qua a Verona con voi. Intanto voglio portare i sinceri saluti del sindaco di Beslan, che ho sentito ieri sera, a questa nostra iniziativa. Il sindaco si chiama Kariton Tatrov ed è una persona che è stata rieletta poi pochi giorni fa, rieletta come sindaco di Beslan. Una persona che veramente dà cuore, anima e testa e gambe perché Beslan possa rappresentare qualcosa nel mondo. Ma dico questo perché per me, voglio parlare per me, una riflessione. Beslan perché Beslan? Beslan ha rappresentato tutti noi, nel senso anche la gente che ha solo sentito, no? Un momento di emozione immediata, no? L'emozione, come diceva Rita adesso, a volte in 20 anni dura pochissimo pure, ma non è così. Beslan oggi è per noi, perché dobbiamo fare, se abbiamo questi impegni, se abbiamo questo dovere, Beslan deve rappresentare un passaggio dal ricordo al fare nel ricordo. Ecco, il termine esatto è questo, dal ricordo al fare nel ricordo. Perché non possiamo, io ho partecipato per esempio con proprio una delegazione di Beslan, ci avevano invitato a Bologna alla manifestazione del 2 agosto che ricordava la strage alla stazione, no? E loro sottolineavano l'identità del fare a Bologna e l'identità del fare a Beslan. Perché dico questo? Bologna per esempio i sopravvissuti della strage vanno continuamente nelle scuole, parlano, incontrano i bambini, spiegano cosa è successo, cosa è stato il terrorismo, eccetera. Dobbiamo fare in modo che in Italia per Beslan si sviluppi questo progetto. Noi dobbiamo fare in modo che, come abbiamo approvato lo scorso anno, sì, a Pesaro, per esempio in una scuola superiore, una scuola agraria, incontrare, sono arrivati le mamme di Beslan, le madri di Beslan e hanno incontrato gli studenti. E di questo è stato uno shock, perché è vero che tu associ Beslan, terrorismo, eccetera, ma quando senti parlare e capisci che dietro non è solo una questione rituale, che vengono, ricordano, ma capiscono che c'è un impegno quotidiano da parte delle madri di Beslan per fare, perché Beslan si trasforma in qualcosa di più grande, allora rimangono veramente scioccati. Ora il nostro progetto per esempio è quello di attivare nelle scuole, quindi invito anche qua nel Veneto, Verona, altre città, si possono tenere degli incontri su Beslan, cosa ha rappresentato, spiegare, informare, perché andiamo verso altre generazioni che ricordano vagamente, non ricordano concretamente. E dobbiamo fare in modo che ci sia questa concretezza che in realtà c'è. Per esempio per questo, dicevo, abbiamo pensato di, tramite un amico senatore, di un'interrogazione perché al Ministero della Pubblica Istruzione, perché il Ministero della Pubblica Istruzione possa ritenere utile portare la questione di Beslan nelle scuole. Sarebbe un successo straordinario.
sono un po' diffidente, ma comunque siamo ottimisti e lo faremo. L'altra cosa, a proposito di quello che è Beslan oggi per tutti noi, d'accordo con Ennio naturalmente, che è uno storico amico della realtà di Beslan, abbiamo pensato un'altra questione, un'altra cosa dirompente, veramente dirompente. Noi vogliamo candidare Beslan, la città di Beslan, al premio Nobel per la pace del 2024. Riteniamo che nessun altro in questo momento possa rappresentare l'anelito, la voglia di pace come la città di Beslan. Parlo della città di Beslan, perché non solo delle associazioni, perché nella città di Beslan tutti sono coinvolti, non riguarda solo una questione di chi è stato colpito dal lutto e quindi ha questo vive, no, il suo ricordo, il suo dolore, cioè, no, tutti. Quando tu dicevi perché italiani siete qua? Per Beslan, dicevo, bravi finalmente, nessuno ha detto vabbè, cose vecchie, passate, no, tutti. Che significa che tutti i cittadini di Beslan sono soggetti, attori per questo progetto che riguarda non solo il Nobel per la pace, naturalmente, per portare nel mondo il messaggio di Beslan, che è la pace, e non c'è altro da fare, è la pace. Certo, noi sappiamo perfettamente, io ho fatto politica, tu hai fatto politica, no? Sappiamo cosa è stato il terrorismo islamista, il terrorismo in per sé, quello che diceva prima Vito, no? Comencini. Però noi sappiamo anche che Beslan oggi è la pace e crediamo che nessun'altra in questo momento, se non paradossalmente le questioni in Palestina, ma è già diverso. Beslan è un'altra questione. E quindi Beslan può portare oggi la bandiera della pace, sognare la pace, diffondere la pace. E su questo noi vogliamo lavorare. Per quanto riguarda un'altra questione, voglio dire che non siamo soli, per dire. A Beslan è stata inaugurata una statua, no, che è identica a quella che c'è a San Marino. Se doveste andare a San Marino, vedrete proprio nel centro c'è questa statua famosissima ormai nel mondo di questo bambino che rappresenta questo bambino che scappa dalla scuola terrorizzato. E che poi è sopravvissuto, l'abbiamo visto, lo conosciamo. Ecco, la stessa statua è stata inaugurata a Beslan. Voi pensate che per esempio 2 anni fa, per la prima volta l'autorità, il sindaco e l'associazione del Mare di Beslan autorizzarono un concerto dentro, davanti alla scuola, davanti alle campane che Ennio ha suonato, davanti alla scuola, un concerto. Ma è successo, vuol dire che sta maturando un rapporto anche complessivo di interazione superando anche ostacoli che c'erano, inutili da nascondere. Invece è tutto scorrere. Quindi questa statua, voi dovreste andare a Beslan, davanti alla scuola, vedete questa statua, una bellezza straordinaria per la carica simbolica che ha. E dietro, per esempio, è stato piantato un albero di cachi, che sono dai semi di un cachi, l'unico cachi sopravvissuto a Nagasaki, che continua a fare i frutti, quindi prendono i semi, vengono piantati come se un messaggio di pace, no? Questo. Quindi San Marino, per dire, è l'altra repubblica, no? l'altro paese che si è attivato e che si attiverà per quanto riguarda il progetto del Nobel per la pace, per quanto riguarda la collaborazione tra paesi. Sapete che il progetto, la richiesta per il Nobel, no? Va fatta da un'autorità, un deputato, un rettore universitario, cioè un sindaco di città importanti. Noi speriamo che San Marino possa rappresentare il deputato, i deputati che andranno a presentare questa. E un'altra cosa, come ci siamo mossi, come ci muoviamo? Noi continuiamo a cercare comuni disposti a firmare dei protocolli di amicizia con Beslan. Abbiamo già firmato, è stato un grande successo dal punto di vista, voglio dire, dell'operatività, perché non è facile. Un sindaco che va a Beslan a firmare un protocollo di amicizia non è stata una cosa così facile, andiamo, facciamo, superato ostacoli parlamentari, ministeriali, Vito conosce, quindi, però coraggioso, ha detto io firmo perché come sindaco posso firmare i protocolli di amicizia con chi ritengo opportuno, perché non c'è, e Beslan è la città ideale per firmare un protocollo di amicizia. Abbiamo firmato con Gradale, abbiamo firmato in Sardegna, firmeremo un altro nelle Marche e
se tutto va bene, se Dio vuole, verso il 25-26 firmeremo qua nel Veneto, in una città, non lo dico, però accadrà anche questo. Voglio anche dirvi che il 25, il 23, cioè arriveranno in Italia la delegazione delle Madri di Beslan con il sindaco di Beslan, quindi avremo finalmente l'occasione anche qua a Verona di incontrarlo, se riusciamo a fare un incontro operativo con il sindaco e con le Madri di Beslan. Vi ringrazio. Carichiamo un altro video che Eliseo poi farà, adesso spiegherà. Ciao, grazie. Ciao, Vittorio. Non ci sia modo di superarlo. Questo è il sindaco di Bravara. Con altri attraverso l'amicizia di tante persone e così forse può essere più sopportabile. И единственное, что может помочь, превзойти огромнейшее горе, это, наверное, участие друзей. Condividere l'idea che mettere in collegamento le nostre comunità attraverso il ricordo e la cultura è l'unico modo per costruire un mondo di pace. Благодаря администрации города мы жили. La pace si costruisce anche perché la pace si costruisce anche con piccole cose, con le persone che dal basso costruiscono dei rapporti e uno scambio di conoscenze. И главное, отношение между нами и людьми. Именно оно дает нам возможность задуматься al sindaco, a tutte le persone qua presenti, un abbraccio di condivisione e di amicizia e vi auguro tantissimo auguri e un buon futuro. И от всего народа города Градар, может быть, немногочисленного, вам искренние, братские объятия. Спасибо вам, что вы до сих пор делаете всю эту работу, и мы постараемся вам помогать. Questo è il video della statua che è stata donata, inaugurata proprio quei giorni a Beslan. Un bambino che urla. Gheorghi, rappresenta il gruppo. Questo è quando viene piantata col sindaco la piantina di cachi, figlia della pianta di cachi che sopravvisse all'attacco nucleare su Nagasaki. Questo è un video che ho girato e all'interno della scuola. Non è la palestra, sono le aule, teatro di quella terribile tragedia. Ora la scuola è diventata un museo di questa tragedia. Allora, io ricordo perfettamente questa scuola subito dopo l'attacco, perché nell'autunno del 2004 ebbi il privilegio, in un certo senso, l'onore di poter collaborare con un'associazione umanitaria italiana che mi chiese il mio contributo come interprete. Quindi io mi recai subito nella scuola e ricordo perfettamente questo corridoio, questi androni, queste aule, come erano subito dopo l'attacco. Ho delle foto e poi ve le faccio vedere come erano nel 2004 e come sono adesso.
la differenza. Ho cercato di ricostruire proprio aula per aula, seguendo il foro dei proiettili per riconoscere, perché sono rimasti ancora quelli. È stata per me un'esperienza veramente molto forte, ricamminare in questi corridoi 20 anni dopo tutto quello che avevo visto. Come giustamente ha detto la Rita, la rappresentante del comitato madre di Beslan, l'Italia giocò un ruolo importantissimo, arrivando subito dopo sul posto, e il plauso che abbiamo fatto a Ennio Bordato è assolutamente meritato, perché l'azione che Ennio Bordato ha fatto e che continua a fare è veramente qualcosa di straordinario. In queste stanze erano stati ammassati bambini, le loro mamme, sorvegliati dai terroristi. Ecco, poi andrò magari nella mia presentazione a spiegare meglio cosa accadde esattamente prima dell'attacco, quali erano i contesti storici che hanno portato a questa situazione e cosa è successo esattamente in quei giorni, in base anche alla mia testimonianza diretta, in base anche a ciò che mi raccontò il sindaco di Beslan nell'autunno del 2004 quando mi recai sul posto. Finito. Ennio, adesso tocca a te. Ecco, facciamo un applauso a Ennio perché veramente sei enorme. Grazie, gli applausi veramente si dovrebbero fare alla fine. Beslan è la patria delle lacrime di tutte le madri del mondo. Questo è un concetto che io continuo a sostenere perché è il posto dove il dolore umano, il dolore materno per la perdita del figlio o dei figli è assolutamente toccante, insomma, è toccato con mano da chi ha la volontà e la fortuna di visitare quei luoghi. Io ero a Mosca il 4 settembre del 2004, il giorno dopo della fine delle operazioni di salvataggio dei 1200 ostaggi della scuola numero 1, perché noi avevamo già un incontro con i nostri partner della clinica RDKB, che è la clinica pediatrica di Mosca più importante di tutta la Federazione Russa, l'ammiraglia della pediatria, come viene detto a Mosca, e lì arrivarono come dire, le prime notizie della portata di quello che poi sarebbe stato compreso dal mondo della strage dell'attacco terroristico. E allora subito con la presidente del gruppo di volontariato, nostro partner, con la quale ancora operiamo dopo 23 anni, abbiamo detto qua dobbiamo fare qualcosa, io voglio fare qualcosa perché è come dire, una portata immensa questa. Il dolore è straordinariamente acuto e la nostra solidarietà deve essere assolutamente resa concreta, e allora ci siamo mossi. La clinica pediatrica ricevette subito, insomma, dal 5-6 di settembre i primi feriti gravi, i primi bambini feriti, perché la clinica è pediatrica, e poi attraverso il rapporto che abbiamo appunto con il gruppo di volontariato, con l'amministrazione della clinica e ovviamente col Ministero della sanità della Federazione Russa di allora, abbiamo incominciato a ragionare sulla accoglienza di un gruppo di bambini con gli accompagnatori. Questo anche grazie, questa prima fase del progetto, grazie anche alla provincia autonoma di Trento, che allora non era permeata e non era affogata nella russofobia che abbiamo oggi. Quindi con l'allora Presidente della Provincia Autonoma di Trento abbiamo ragionato e abbiamo fatto arrivare un primo gruppo di appunto 33 bambini e 30 adulti a Trento.
per un progetto che inizialmente sembrava semplice, perché abbiamo detto accogliamo queste persone che hanno vissuto una situazione così drammatica e in qualche modo le aiutiamo. In realtà fortuna volle, e qui il nostro rapporto col Veneto è fondamentale, fortuna volle che presi il telefono e chiamai cercando in internet, perché io allora e anche adesso non sono molto esperto di psicologia, ebbi la fortuna di chiamare la compianta in metodo del professoressa Axia dell'Università di Padova, esperta in psicologia delle emergenze. E dissi: professoressa, io non ho una lira perché non ho soldi per pagarla, però credo che dal punto di vista professionale a lei interessi la cosa. E lei, una persona intelligente, oltre che professionalmente molto importante nel panorama della psicologia italiana, disse: sì, mi interessa, arrivo, faccio un giro, vedo un po' la situazione del gruppo e poi riprenderemo il ragionamento fra 50 giorni, quando il progetto è finito, e poi vediamo di tirare fuori su. E quindi arrivò il giorno dopo con 4-5 studentesse, oggi professoresse di appunto psicologia, e parlò un po' con il gruppo di questi 63 persone di Beslan, e poi mi disse: guardi, più gli adulti che i bambini dovrebbero essere ricoverati subito in psichiatria, perché le condizioni della sofferenza sono disumane, e ebbe questo termine che non è molto professionale ma è molto chiaro. Facciamo così, mi impegno a fare arrivare ogni settimana per 2 o 3 giorni le mie collaboratrici e vediamo di salvare il gruppo. E anche questo dal punto di vista professionale non è molto corretto come ragionamento, ma è molto corretto, molto chiaro dal punto di vista umano. Il gruppo andava salvato, e abbiamo avuto una certa, fra virgolette, difficoltà nel gestire le situazioni, perché non avevamo molto presente, ma credo nessuno poteva avere molto presente, neanche la professoressa Axia, quando accettò di venire a Trento, poteva avere presente la situazione in cui versavano quelle persone, più gli adulti che i bambini. E lì nacque questo primo progetto, quindi questo gruppo di 63 persone vissero a Trento per 6 settimane, poi lì facemmo di tutto, insomma, anche la comunità trentina fu brava, appunto allora non c'era la russofobia che c'è oggi, e quindi questi poi furono seguiti dall'azienda sanitaria, poi dagli psicologi di Padova, poi andavano in piscina, poi facevano sport, poi calcio, eccetera, ci ho andato a sciare, tutta la comunità si era attivata per dare dei momenti di, come dire, incontro, di svago, di, tra virgolette, far dimenticare, se era possibile, non era possibile, insomma, per far dimenticare. Poi alla fine organizzammo anche un viaggio così spot in Italia, perché molte comunità italiane ci chiedevano la presenza di bambini di Beslan, insomma abbiamo fatto questo pullman, abbiamo fatto Perugia, la visita alla Perugina, Roma, parlò il Papa e salutò il Papa la delegazione di Beslan in piazza San Pietro, poi Massa Carrara, poi tornarono a Trento e partirono. Quindi dal 26 novembre 2004, quindi quasi subito dopo la strage, al 19 gennaio 2005 si svolge questa prima fase. Questa prima fase, per correttezza, è stata finanziata dalla provincia autonoma di Trento. Finito questo momento, però ci siamo fermati a dire, e adesso? Cioè, non è che possiamo dire grazie, arrivederci, siamo stati felici di avervi avuto come ospiti e ci vediamo fra 20 anni. Abbiamo detto: qua dobbiamo proseguire, e quindi nacque il secondo step del progetto, interamente finanziato dalla nostra associazione, che ha previsto allora dal 2005 al 2009 l'intervento appunto delle psicologhe dell'emergenza di Padova, quelle che con la professoressa Axia erano venute a Trento, in loco, quindi a Beslan 1 o 2 volte all'anno, screening, formazione delle psicologi locali, formazione, rapporto con gli insegnanti della scuola, della nuova scuola numero 1, perché
che subito dopo la strage il governo russo costruì una nuova scuola che oggi c'è ancora e che funziona peraltro molto bene. E quindi in questi 4 anni, dal 2005 al 2009, gestirono le psicologhe questo progetto di sostegno psicologico, in realtà la popolazione, perché poi arrivò la famiglia, perché poi arrivò la vicina, perché poi arrivarono tutti, insomma, a capire un po' questa dinamica di questo DPTS, che è questa bestia terribile che ti salta addosso quando ci sono le catastrofi, quindi terremoti, guerre, terrorismo, incidenti stradali, eccetera. Il progetto finì, quello diciamo collettivo, nel 2010 con la distribuzione di 1000 DVD interattivi, nel senso che alla fine del secondo step abbiamo detto sì, però non è sufficiente, nel senso che dobbiamo sempre tenere calda la formazione, tenere caldo l'intervento di sostegno psicologico, e quindi attraverso, come dire, ovviamente la personalità del gruppo di psicologi abbiamo fatto questo DVD che era un giochino, peraltro simpatico, perché alla fine poi mi hanno spiegato le psicologhe che l'orso, che era quello che guidava insomma il bambino nel gioco, doveva assolutamente chiamarsi Ennio, perché io ho detto no sì, deve assolutamente chiamarsi Ennio, perché poi mi hanno spiegato che io, avendo gestito un po' il gruppo e quindi essendo stato la figura di riferimento di tutto il gruppo, io dovevo essere l'orso, che però mi stava bene, perché l'orso è, come dire, un animale che rappresenta la Russia, quindi meglio di così, io ero felicissimo, e quindi l'orso Ennio ha gestito anche nel proseguo dal 2010 in poi questo gioco, che non era un gioco ma che appunto serviva per quando i bambini, e anche non solo i bambini, entravano in crisi, insomma andavano sul computer, giocavano con questo gioco interattivo e riprendevano tutti i sostegni psicologici che erano stati dati da Russia. Però anche qui dopo il 2010 non è che potevamo dire abbiamo finito, siamo stati bravi, chi lo sa, arrivederci, grazie. Quindi abbiamo proseguito il rapporto con la città e abbiamo aiutato alcuni, quindi non più dal punto di vista collettivo, ma abbiamo continuato ad aiutare alcuni bambini che stavano diventando allora ex bambini, ovviamente, perché cominciavano ad avere 14, 15, 16, 17 anni. Molti li abbiamo finanziato delle cure, perché allora era la fase in cui comunque il governo era in difficoltà col finanziamento di certe cure fisiche, alcuni, per esempio, La Storia per Tutte, una ex bambina, peraltro che aveva avuto il compleanno nei 3 giorni della scuola, quindi tutta una serie di difficoltà abbastanza, figlia di un insegnante di lingua osseta nella scuola numero 1 e ancora insegnante di lingua osseta, aveva avuto delle ferite gravissime alle gambe, delle schegge di bomba, e quindi ebbe un problema che durò diversi anni. La mandammo 3 volte in Germania e poi guarì. Appena guarita dalle gambe, successe che si ammalò di tumore, e quindi la mandammo a Mosca e finanziamo le cure a Mosca, e poi alla fine adesso ha 2 figli, è sposata e vive tranquillamente. Li abbiamo ritrovati l'1-3 settembre di quest'anno, e abbiamo ritrovati per esempio Gheorghi, che è il bambino famoso che è diventato la sua foto, il must della strage di Beslan. L'abbiamo trovato medico rianimatore a Beslan, nell'ospedale locale, come abbiamo trovato Cambolat, che è un altro dei 33, medico rianimatore in una grandissima, importantissima clinica non pediatrica, in una clinica di Mosca. Molti sono diventati medici. I nostri bambini, tra virgolette nostri, continuo a chiamarli nostri, i nostri bambini di Beslan sono diventati o tutti medici, con la motivazione che loro hanno scelto di diventare medico perché i medici che avevano trovato allora, certamente nella clinica RDKB, più là, insomma, nel momento in cui sono stati ricoverati subito dopo la strage, con una serie di problematiche immense dal punto di vista fisico e non fisico, hanno avuto un rapporto così, come dire, umano e non solo professionale, che hanno fatto scattare la volontà di copiare questa esperienza e quindi da paziente diventare quello che aiuta.
Cambolat, che è rianimatore in una delle più importanti cliniche di Mosca, è stato quello che nel momento in cui è successo la strage del Crocus, ricordate l'attacco terroristico del Crocus di un anno fa, era a casa, è corso in ospedale, si è cambiato, ha preso l'ambulanza, è andato a salvare e a curare i feriti del Crocus. Quindi uno che ha sofferto la strage di Beslan come vittima è diventato medico e ha aiutato le vittime di un altro attentato terroristico altrettanto importante purtroppo dal punto di vista dell'impatto per chi c'era dentro. Quindi quasi tutti medici, ma non solo, molte sono diventate mamme, quindi hanno, come dire, perpetuato la vita, hanno scelto di continuare la vita rispetto alla morte, e alcuni sono al fronte, perché alcuni hanno scelto di invece di diventare medici, di diventare uguali a quelli che li hanno salvati, quindi diventare uguali ai membri delle forze speciali, ed oggi sono al fronte. Noi tramite i social ogni tanto sento queste persone, naturalmente in un momento molto molto drammatico per tutti e molto complicato. Quindi noi siamo sempre, ogni giorno a Beslan con la mente e col cuore, e abbiamo questo rapporto che abbiamo avuto la fortuna di avere, perché una serie di fortuite concatenazioni ci hanno permesso di fare quello che abbiamo fatto. Naturalmente ci hanno permesso di fare quello che abbiamo fatto gli italiani, perché allora, e anche oggi a dire la verità, e poi finisco con un collegamento storico, anche oggi ci sostengono in maniera molto importante. Continuiamo a fare quello che abbiamo sempre fatto, aiutare i bambini nelle situazioni più drammatiche, bambini di Russia e dei paesi ex sovietici dove vivono popolazioni russofone, quindi Ucraina e quindi Ossetia del Sud, eccetera, Abkhazia ed altri. E questo è una cosa fondamentale, perché è l'Italia che tramite noi ha aiutato. L'Italia è stato il primo paese che la notte il governo Berlusconi ha inviato un aereo della protezione civile, e poi successivamente tutto quello che abbiamo fatto noi e non solo noi. Finisco, mi permettete, di fare un collegamento storico, perché coloro che finanziarono la strage di Beslan, coloro che idearono la strage di Beslan, coloro che vollero la strage di Beslan come momento di far impazzire il Caucaso e quindi scardinare l'unità storica del popolo russo, sono quelli che oggi finanziano le bombe in Donbass. La stessa mano che ammazzò i bambini a Beslan oggi è la mano che ammazza i bambini in Donbass. Grazie Ennio, ed è proprio sulle tue parole finali che io innesto proprio la mia analisi. Io ho cercato di inquadrare da un punto di vista storico i presupposti per cui siamo arrivati a questo atto di terrorismo terribile. Inizio subito, ma prima è doveroso da parte mia ringraziare gli illustri ospiti che sono qui in sala oggi ad ascoltare il nostro intervento, il signor Consiglio Generale della Federazione Russa di Studi, Ennio, bravissimo. Ringrazio anche Palmarino che subito dopo questa visita ci siamo parlati e abbiamo deciso immediatamente di mettere in piedi questa iniziativa oggi. Questo proprio per dimostrare quanto l'associazione Veneto Russia e il movimento che io ho l'onore di rappresentare qui in Italia, che è il movimento internazionale russofili, siano in assoluta sintonia quando c'è da collaborare per portare avanti queste istanze che difendono la verità. Ecco, grazie Palmarino per questo, per aver accolto subito questo invito. Ecco, iniziamo.
io mi sono chiesto subito dall'inizio, subito dal 2004, ma perché è successo nel Caucaso? Perché è successo in quel momento nel Caucaso? Vado avanti per delle domande che sono elementari, semplicissime, a cui bisogna cercare di trovare delle risposte. In questa diapositiva si vede la Ciscaucasia, il Caucaso del Nord, che fa parte della Federazione Russa. Sotto c'è il Caucaso del Sud, la Transcaucasia, Georgia, Armenia, Azerbaigian. Questi paesi che vedete colorati sono delle repubbliche soggetti federali all'interno della Federazione Russa. Il Dagestan, Cecenia, Inguscezia, Ossetia del Nord, con, io lo chiamo il cuneo osseto, che comprende il Caucaso del Nord e il Caucaso del Sud, nell'Ossetia del Sud, la Kabardino-Balcaria e la Karachi-Circassia. Perché il Caucaso? Il Caucaso, da un punto di vista, io parlo in base alla scienza che conosco, che è la scienza antropologica, è una delle località più complesse a livello mondiale. Nel Caucaso sostanzialmente si intersecano tre gruppi etnolinguistici completamente diversi. Parlo degli indoeuropei, gli osseti, discendenti dei sarmati, eccetera. Parlo dei caucasici, Inguscezia, Cecenia, guardate, poi c'è Kabardino-Balcaria e Karachi-Circassia. I Circassi sono caucasici, i kabardini sono caucasici. E poi c'è il gruppo turco, di origine turca, ci sono i caracei e i balcari. Quindi vedete come si intersecano queste etnie. Nel Dagestan poi addirittura si parla dal punto di vista antropologico, la complessità nella complessità. Si parla di oltre 30 etnie completamente diverse l'una dall'altra, di origine iranica, turca e caucasica. Giusto per avere un'idea di cosa sto parlando, guardate, questo una suddivisione assurda, incredibile veramente come in questo ristretto angolo di terra, di pianeta, ci sia questa complessità etnolinguistica. Ma noi ci concentriamo soprattutto su questo paese, perché secondo me questa è la chiave di lettura che ci permette di arrivare anche a Beslan. Parlo della Cecenia. Cecenia che, ricordo, col crollo dell'URSS, sappiamo che l'URSS perde le sue 14 repubbliche socialistiche sovietiche, quindi con una perdita territoriale enorme. C'è il collasso di questo grandissimo paese. Rimane però la Federazione Russa, diciamo in un certo senso erede dell'Unione Sovietica. Voi immaginate se nel 91, dopo il crollo dell'URSS, questo processo di disgregazione fosse continuato anche all'interno della Federazione Russa, magari facendo leva su dove? Su quei luoghi dove era potenziale, era latente una conflittualità di tipo religiosa, di tipo etnico. Perché lo dico? Perché l'elemento etnico e religioso è il carburante migliore quando si desideri costruire dei conflitti di tipo etnico, di tipo religioso. Ed è qui che arriviamo direttamente, ecco, alla prima guerra cecena. Siamo nel 1996, fu scatenata dal primo presidente della Russia post-sovietica Boris Yeltsin per ristabilire l'ordine costituzionale della Russia, in seguito alla decisione del primo presidente della Cecenia post-sovietica, Javar Dudayev, di proclamare l'indipendenza del paese. Dudayev era generale sovietico e nell'ottobre del 91 riuscì a prendere il potere a Grozny indicendo un referendum nel quale fu sancita in maniera unilaterale l'indipendenza della Cecenia-Inguscezia. Perché Inguscezia? Perché abbiamo visto, come ho detto prima, che ceceni e ingusci sono caucasici, a differenza degli osseti che sono invece indoeuropei. Quindi io vi stancherò con questo elemento etnico perché secondo me è fondamentale se vogliamo capire cosa è successo in quegli anni. Questa è una foto di Dudayev e questa è una foto di repertorio della guerra, no? della prima guerra cecena. Mi soffermo su questa foto, vi chiedo cos'è Beslan? Può sembrare? No, non è Beslan.
Qui siamo nel 14 giugno del 1995 a Budionos, nella regione di Stavropol, quando il terrorismo che viene utilizzato a questo punto dai separatisti ceceni viene utilizzato come tecnica di guerra in questa guerra simmetrica. Arriva il terrorismo in tutta la sua portata del terrore e di tragedia. Per fermare i russi, gli independenzisti ceceni ricorrono alla tattica infatti del sequestro dei civili nel territorio russo. Si parla di 1600 civili nell'ospedale di Budionov presi in ostaggio. Tra le 129 vittime finali si contarono anche 18 poliziotti e 17 soldati. Attenzione, adesso vi soffermo su questo dettaglio fondamentale. Il comando di ribelli ceceni era guidato da Shamil Basaev e da Ibn al-Khattab. Che raro. Adesso infatti è anticipato e arriviamo. Questa è la foto. Un ospedale preso in ostaggio, la liberazione, eccetera. Ecco i due personaggi che vi ho descritto. Basaev e Ibn al-Khattab. Ma vediamo di capire chi sono questi personaggi. Basaev, caucasico, Vedenò, villaggio tra le montagne cecene. Prima di partecipare attivamente alle guerre ceceni, nel 91 andò in Georgia per combattere con gli indipendentisti caucasici. Nel 93 nel Nagorno-Karabakh a combattere a fianco degli azeri contro gli armeni indoeuropei. Attenzione, il punto di vista di Basaev al nazionalismo laico della strategia classica portata avanti invece da Maschadov, poi vediamo che anche Maschadov contrappose invece l'ideologia integralista wahhabita e il concetto di jihad. Perché l'ho sottolineato? Perché io sono stato anche in Cecenia, mi è capitato di parlare una volta, chi combatteva, la gente, i russi li chiamavano, e questi sono gli wahhabiti. Perché wahhabiti? Considerate che gli wahhabiti è la corrente più radicale della scuola dottrinale hanbalita. Ci sono 4 scuole dell'Islam sunnita, e che tra l'altro la scuola hanbalita è estranea all'Islam tradizionalista e tradizionale del Caucaso e dell'Asia centrale. Questo per capire che era di importazione. Subito dopo il crollo dell'URSS iniziarono ad arrivare sul territorio, non solo del Caucaso ma anche dell'Asia centrale, predicatori che portavano avanti l'idea dell'Islam rigidissima, dove il dogma diventa un dato di fatto e dove c'è ad esempio un monoteismo assoluto, dove c'è un'intransigenza totale nel rispetto degli arcani all'Islam. Per non farvi tutta la storia del wahhabismo, però considerate che è veramente una dottrina molto rigida. 10 luglio del 2006 in Ingosciezza viene ucciso dalle forze speciali russe. E questo è Ibn al-Khattab, saudita, chiamato l'uomo di Al-Qaeda in Russia, l'emiro del terrore, il Che Guevara del Caucaso. Mentre era leader della Brigata Islamica Internazionale, ammise pubblicamente di aver trascorso gli anni dall'89 al 94 in Afghanistan, dove era entrato in contatto addirittura con Osama Bin Laden. Voi sapete che Osama Bin Laden iniziò questa guerra in Afghanistan per contrastare la presenza sovietica in Afghanistan, portando avanti questo jihad, armando i così famosi mujahideen che combatterono contro l'esercito sovietico. Tutti agenti della CIA. Io infatti, come tu stai dicendo, mi ricollega, non ci siamo messi d'accordo, ma veramente tu mi hai dato il là per iniziare la mia relazione. Nel 93 dove? Nagorno-Karabakh anche lui, a fianco degli azeri musulmani contro gli armeni, ed è lì che incontra Basaev. Nel 93-95 in Tagikistan, anche lì a combattere contro gli islamisti radicali, contro i governi locali. In un'intervista, inoltre, ha rivelato la propria partecipazione anche alla guerra in Bosnia ed Erzegovina. Contro la Veramente un mastino della guerra in tutti i sensi, del fondamentalismo islamico. Nel 2002 è ucciso dalle forze speciali russe. Se volete vi dico anche come è stato ucciso, perché veramente è da film.
Basajev, Ibn al-Khattab era in contatto con sua madre e riuscirono ad intercettare la sua posta e misero in questa busta un veleno, probabilmente nervino, che quando l'aprì morì nel giro di qualche ora. Il 21 aprile 1996 Dudaev viene ucciso dai russi in un attacco missilistico. Il successore Selim Khan Indarbiev firma nel maggio dello stesso anno una tregua con i russi. La decisione di porre fine alle ostilità si consolida dall'improvvisa riconquista di Grozny da parte dei guerriglieri ceceni nei primi giorni dell'agosto del 96. Ed è proprio il 23 di agosto che Alexander Liev, famoso generale sovietico, il negoziatore russo incaricato dagli esteri di risolvere il conflitto, firma un cessate il fuoco che prevede l'immediata partenza dell'esercito russo dalla Cecenia. Lo stesso Liev stipula con Maskadon, divenuto il principale capo della resistenza cecena dopo la morte di Dudaev, l'accordo di Sabazyurt in Dagestan, in base al quale lo status definitivo della Cecenia sarebbe stato rinviato di 5 anni, si sarebbe deciso più tardi. Terminava così la prima guerra cecena, in 2 anni aveva provocato 140.000 morti, di cui 100.000 civili. Questo è Maskadov. E si arriva direttamente alla seconda guerra cecena. E questo è l'aperitivo, se vogliamo, della presidenza di Putin. La nomina di Putin come primo ministro della Federazione Russa il 16 agosto, che coincide esattamente con la recrudescenza del conflitto nel Caucaso. Vladimir Putin reagisce quando il 7 agosto del 99 oltre 1 migliaio di guerriglieri guidati, indovinate da chi? Da Basajev e da Khattab, penetrarono nel Dagestan e occuparono 14 villaggi vicino alla frontiera della Cecenia. Vi proclamarono la restaurazione dello Stato islamico del Dagestan, il cui obiettivo era la liberazione del Caucaso musulmano dal giogo imperiale russo. Prima causa. Seconda, una serie di attentati compiuti subito, immediatamente, nel settembre di quell'anno, del 99, dopo l'invasione dei guerriglieri in Dagestan. Il 4 settembre venne fatta assaltare in area una casa d'abitazione a Boynaksk. Il 9 settembre a Mosca una tremenda esplosione fa crollare un palazzo in via Budianov. Il 13 settembre, sempre a Mosca, toccò ad un altro palazzo sul famoso attentato in Kashir-Koshos. Nei 2 attentati a Mosca morirono 215 persone. Il 16, sempre settembre, a Volgodonsk, nella regione di Rostov, venne fatto esplodere un altro stabile. Tutti questi attentati causarono la morte di oltre 300 persone. Questo è Putin che stava per prendere in mano il timone della Federazione Russa. La risposta russa non si fece attendere e dopo aver cacciato gli invasori dai villaggi dagestani occupati, il 1 ottobre i militari russi penetrano in territorio ceceno raggiungendo la linea del fiume Ter. 5 ottobre Maskadov, oramai con le spalle al muro, soggiogato dalla presenza di Basajev e di Al-Khattab, impone lo stato d'assedio, nonostante Maskadov aveva un'idea di indipendentismo laico rispetto a quello di Basajev e di Ibn al-Khattab, che volevano invece restaurazione di uno Stato islamico in questi territori. L'attacco russo fu una sostanziale ripetizione delle diverse fasi della precedente guerra, conquista della zona pianeggiante delle principali città, problematica penetrazione nelle zone montuose seguita da violenti contrattacchi della guerriglia cecena. Concentriamoci adesso sempre su Grozny. Nel 2000 Grozny era rasa al suolo da una violentissima offensiva russa. 1 gennaio del 2000 Putin prende in mano il timone della Federazione Russa. Maskadov e Basajev formano un fronte unito della resistenza. 9 maggio Kadyrov è ucciso in un attentato a Grozny, gli succedette un nuovo presidente filorusso di Alkan. Io qui ovviamente non posso fare la storia della seconda guerra cecena, vado alla fine.
quando nel marzo del 2009 il presidente attuale della Cecenia, Ramzan Kadyrov, ha dichiarato la fine della seconda guerra cecena, quindi 10 anni per concludere. Ma torniamo un po' al nostro Beslan. In Ossezia, io dico, ma perché in Ossezia? Perché non in un'altra regione? Questa è una mia analisi, ma semplicemente perché terroristi islamici dovevano colpire un punto dove poteva innescarsi, secondo me, un conflitto sempre di tipo etnico. Contro chi quindi? Evidente, contro gli osseti, indoeuropei e cristiani. Cristiani. È evidente. L'unica repubblica cristiana in un mare musulmano. Ecco qua, qui adesso ci sono delle foto di repertorio che tutti voi avete già visto più di una volta. Quindi l'apice dal 1 al 3 di settembre, quel giorno come in tutta la Russia, perché dal 1 al 3? Perché come in tutta la Russia il 1 di settembre inizia il primo giorno di scuola, il giorno del sapere, di Znani. Perché? Perché in quell'occasione i genitori accompagnano i bambini a scuola, quindi c'è il più alto numero possibile di persone che si riuniscono nello stesso punto. Infatti era in corso la cerimonia inaugurale quando irruppe, tutti noi ricordiamo questo video, queste immagini, irruppe un autocarro carico di uomini armati e mascherati, i quali sparando all'impazzita costrinsero tutti i presenti ad entrare nell'edificio scolastico e ad ammassarsi nella palestra. Poi minarono la scuola con cariche di esplosivo allineate sul pavimento, appese al soffitto e ad una fune tesa tra le due estremità della palestra. Io ricordo perfettamente questo video di quel periodo. I terroristi inoltrarono le loro richieste: ritiro delle truppe russe dalla Cecenia e liberazione dei prigionieri accusati di terrorismo. Chiesero di trattare con il presidente dell'Ossetia del Nord, Alexander Zazokov, con il presidente dell'Inguscezia Zyazikov e con il pediatra moscovita, non so se ve lo ricordate, Leonid Roshel, quello che sanzionato dalla UE, quello che cercò di trattare con i terroristi ceceni durante l'assalto del teatro Dubrovka. Parliamo del 2002. Erano anni di continui, dove la Russia venne sottoposta ad una pressione legata al terrorismo impressionante, terribile. Sul posto arrivò, tentando una mediazione, l'ex presidente dell'Inguscezia Ushev. Nel frattempo però all'interno della scuola gli ostaggi subivano un trattamento disumano, senza poter né mangiare né bere. Voi immaginate questi bambini piccoli, sempre sotto la costante minaccia delle armi e stipati con un caldo. Ai primi di settembre in Ossetia fa ancora caldo, lo possiamo confermare noi che ci siamo stati adesso. Avete visto in queste aule, che vi ho fatto vedere questi filmati, in queste aule. Questa condizione fu documentata dagli stessi terroristi in un video che in seguito, entrato in possesso delle autorità russi, fu largamente pubblicizzato in tutto il mondo. Particolare impressione suscitò la figura di un bambino, io lo ricordo molto bene, con le mani sul capo e gli occhi spauriti, seduto per terra vicino ad una bomba pronta a scoppiare. Se voi ricordate, in fianco c'era il terrorista che faceva vedere che in un attimo poteva farla scoppiare davanti a un bambino. Questo bambino, identificato come Georgi Fadniev, di 10 anni, sopravvissuto, divenne un po' il simbolo di tutta questa tragedia. Il viceprocuratore della Russia, Sergei Filinsky, titolare della successiva inchiesta, dichiarerà che i terroristi sarebbero stati 32, un solo catturato, gli altri uccisi, le 2 donne presenti tra loro saltate in aria, di almeno 8 nazionalità diverse, tra cui ceceni, ingusci, kazaki e un osseto. Gli stessi terroristi barricati nella scuola resero nome ignoto del loro gruppo, il Riyad al-Salihi, che in arabo significa giardino dei giusti, un esercito di combattenti suicidi fondato quando nell'ottobre del 2002 da Assad. I nomi sono ricorrenti, sono sempre quelli. Tutti tossicodipendenti. Il numero elevato di ingusci tra i terroristi rappresentò, ecco, questo è un altro elemento secondo me importante, un elemento aggiuntivo di inquietudine per il Cremlino, unitamente con l'assalto a Nazran del 21-22 giugno di quell'anno. Questo dato indicava un estendersi della guerriglia cecenia anche all'Inguscezia, al fuori quindi dal focolaio originario ceceno. Inoltre, la presenza di ingusci tra i terroristi avrebbe potuto riaccendere il conflitto tra chi? Tra Ossetia del Nord e l'Inguscezia.
per il possesso del distretto di Prigorodny, di cui Beslan si trovava ai margini. E cos'è questo distretto? Adesso senza farvi tutta la storia della fondazione, in sostanza nel 1944 questa repubblica, che faceva parte della Repubblica Socialista Sovietica dei Montanari, eccetera, quindi caucasici, questa repubblica è soppressa in concomitanza con la deportazione in massa della sua popolazione e di altre popolazioni del Nord Caucaso, caucasiche, quindi in Asia centrale per ordine distale. Il distretto di Prigorodny viene assegnato all'Ossetia del Nord. Nel 1956 Khrushchev riabilita i sopravvissuti alle deportazioni a titolo di compenso. La ricostituita Repubblica di Cecenia in Inguscezia riceve 3 distretti del territorio di Stavropol. Nel 92, allo sfaldamento dell'URSS, Cecenia e Inguscezia si dividono di nuovo e i 3 distretti già appartenuti a Stavropol rimangono alla Cecenia. Ma a questo punto gli ingusci rinnovano la richiesta che il distretto di Prigorodny, sempre in mano ossete, sia loro restituito. Quindi anche questa questione territoriale. Io cito una dichiarazione del Presidente Putin, 4 settembre del 2004. Ritengo necessario creare un nuovo sistema di interazione delle forze e dei mezzi che realizzino il controllo della situazione nel nord del Caucaso. E qui andiamo direttamente alla scuola. Queste sono foto che ho scattato io, 334 ostaggi, di cui 186 bambine. 5 bambini morirono, più 10 soccorritori, 11 soldati e oltre 31 terroristi. Più di 700 furono i feriti. Sulla porta della scuola, sventrata dall'esplosione, si legge: la sofferenza di Beslan e il dolore di tutto il mondo. E questo è un po' quello che sintetizzava il discorso di Rita del comitato martiri di Beslan. Questa è una foto di allora. E queste sono le foto che ho fatto io, che ho scattato io all'interno delle aule. Questa è la palestra, come si presentava. Io ricordo a fine di novembre già nevicò. Tra l'altro fa un freddo incredibile, a settembre fa caldo, ma a novembre. Ricordo c'erano 15 sotto zero. Siamo all'interno della scuola, perché adesso vado avanti con queste foto, le abbiamo già viste anche in film. Ecco, queste sono le foto che ho fatto, il prima e il dopo. Questo è il prima, 2004, e questo è la stessa classe, esattamente nello stesso punto in cui io fotografai nel 2004. Questo è lo stesso punto nel corridoio, si vede la differenza, il prima e il dopo. Questo è l'altro corridoio. Questo è il cimitero, quando le tombe erano ancora di terra, non erano ancora state ricoperte dalle lastre di marmo. E questo è il cimitero attuale. Questo è il monumento, Eugenio lo ricorderai benissimo, che c'era nel 2004, e questo è quello che c'è attualmente. Questa è una foto di repertorio, sono io durante una conferenza stampa nel 2004, e qua siamo sempre attualmente nella scuola, dove mi è piaciuta questa aula, dove penso sia stata una sorta di palestra o refettorio, dove questi papaveri, mensa, ecco, corrispondono a ogni papavero ad una vittima. Nomi delle vittime che sono riportati anche su questo muro che circonda lo spazio che attualmente è di questo museo. Questa è una foto emblematica, che è la mamma di quella ragazzina, la terza partendo da sinistra, perché guardate in viso questa signora, è esattamente il ritratto della bambina disegnata, quindi deduco che questa bambina che è davanti sia sua figlia, il disegno di questo viso. E qui siamo durante la cerimonia, siamo al primo, questa grande raduno, si rientra, che entrano nella palestra. Qui siamo quando c'è il lancio dei palloncini, dietro c'è la nuova chiesa. La chiesa non c'era. Non c'era a quei tempi, certamente. Non c'era. Questo è il mio bordato che
porta il suo stendardo e sembra, oramai rimarrà lì per sempre, non lo so. Rimarrà. Questo è il CRIC Beslano, il grido di Beslano, questo è il sindaco che non solo tiene questo discorso in conferenza stampa, ma come è stato detto da Mauro Mogia, firma questo protocollo dove dichiara il rifiuto assoluto del terrorismo col sindaco di Beslano. E qui siamo al cimitero. Questa è la delegazione italiana, parte della delegazione italiana, tra cui saluto anche la flautista Monica Moroni che è venuta apposta da San Marino. Facciamo un applauso che quando venne inaugurato il monumento, il CRIC Beslana accompagnò l'inaugurazione del monumento con le note meste veramente del brano che tu hai deciso di eseguire. E concludo con Dostoevskij. Счастлив мира не стоит одной звезды на щеке невинного ребенка. La felicità di tutto il mondo non vale una lacrima sulla guancia di un bambino innocente. Concludo il mio intervento con ancora un secondo. Ho trovato sul libro di Franco Battaglia, Cara Giorgia e se la Russia avesse ragione, delle parole significative della presentazione di Alexei Ramonov, l'ambasciatore in Russia, in Italia. E questo per riconoscere il vantaggio, riconoscere la disponibilità, la benevolenza degli italiani e dei sammarinesi che sono recati. Siamo sempre i primi quando c'è, e lo dico commuovendomi veramente, quando c'è da portare il nostro aiuto. Lui dice: l'Italia è ancora uno dei pochi paesi dell'Occidente collettivo dove, grazie a solide basi umanistiche e civili e alla tradizione politica del dopoguerra, non sono ancora state messe a tacere le voci di studiosi, ricercatori, analisti e giornalisti di buona fede, che preservano la propria integrità professionale e si sforzano di comprendere le cause oggettive che sono all'origine dell'attuale crisi geopolitica. Condivido pienamente con voi. Ecco, io vi chiederei, è stato un momento molto toccante quando abbiamo sentito le parole di Rita, di dire, se vogliamo, una piccola preghiera per questi bambini, gli angeli di Beslan. Un minuto di silenzio. Un minuto di silenzio. Chi vuole dire una Ma diciamo un eterno riposo per questi bambini, per le vittime, tutte le vittime, quindi io lo recito e chi ovviamente vuole seguire, diciamo, un eterno riposo. Eterno riposo dona loro, Signore, rende ad essi la luce perpetua, riposino in pace. Amen. Grazie. Grazie a voi. Allora, adesso diamo la parola a Luca. Facciamo venire qua. Devi far vedere il video? No. Ah, ok. Beh, allora. Ecco, Luca, che ovviamente anche lui era presente a Beslan, ha seguito Beslan, conosce queste vicende, quindi spesso fa viaggi in questi posti sconosciuti dove poi fa di resoconto, intanto noi li pubblichiamo anche su questi gruppi perché è molto bravo, quindi adesso ci racconta anche lui le sue impressioni. Buongiorno a tutti, faccio un piccolo intervento quindi non vi porto poi così tanto tempo. Allora, io frequento Beslan da una decina d'anni, se non un poco più, e quando posso vado sia alle commemorazioni di settembre ma anche in altri periodi dell'anno. Vado da solo, porto altre persone e come quando organizzo i viaggi nel Caucaso del Nord la tappa che non manca mai è quella di Beslan, quindi posso dire che porto anche, diciamo, dei piccoli gruppetti di turisti. Quando accadde la tragedia mi colpì molto, mi toccò molto nel profondo.
però ovviamente Beslan all'epoca per me era una località sconosciuta, era un punto sulla mappa, un punto lontano sulla mappa geografica. Ma quando accadono questi fatti di questa natura, questi fatti abbastanza grossi, noi leggiamo, diciamo in Italia, ma anche altrove, ma diciamo in Italia leggiamo le notizie che arrivano, sono spesso filtrate, mediate dalla natura di chi scrive o dell'editore, o a volte arrivano traduzioni sbagliate, o anche spesse volte arrivano anche con notizie completamente false o inventate. Per capire quindi, diciamo, per capire anche, diciamo, a me piace sempre, appassionato di storia, di geopolitica, andare a vedere con i miei occhi quello che succede. E allora, perché solo sul posto ti rendi conto di quello che accade veramente e ti fai un'opinione. Questo mi è accaduto in varie esperienze, in Palestina, in Donbass, in Siria, ma ovviamente anche a Beslan. La prima volta che andai fu proprio un 1° settembre, e quello che mi colpì, nonostante la moltitudine di gente che c'era, perché ho visto anche nelle foto, si riferiscono queste foto a quest'anno, ma parlo ogni anno e così, mi colpì il silenzio, mi colpì un silenzio che parlava. Questo dramma dei genitori, le madri che ovviamente commosse, piangevano, e ho pensato che davvero con quella tragedia se è andata via quasi l'intera generazione è stata portata via, perché erano tutti quanti bambini delle scuole elementari oppure c'è anche gente un po' più grande, però una comunità che ha perso praticamente una generazione, c'è stato un salto di una generazione, quasi un salto di una generazione. Poi vedere anche quella palestra, anche vedere, non lo so, quel pavimento in legno bucato, vedere quei canestri, vedere. A me mi ha colpito, dalla prima volta mi ha colpito quella spalliera svedese, quella che si doveva fare gli esercizi di ginnastica, tutta rimasta bruciacchiata. Sono stati degli oggetti testimoni involontari, anche loro, di una tragedia immane. E quando io, quella volta, ma anche le prime volte successive, mi sono però sentito un po' fuori luogo, perché io mi trovavo un estraneo all'interno di gente che provava un dolore profondo. Quindi io mi sentivo un po' inadeguato, dicevo forse, non lo so, il mio potrebbe essere una sorta di turismo, sì, appunto inadeguato. E un po' questa cosa ci ho pensato anche le prime volte che sono andato con altre persone, che erano tutti quanti comunque interessati a conoscere, a parlare con le madri, a conoscere la storia, ma perché erano davvero interessati, quindi non era una sorta di, come voglio dire, di andare in un posto e fare una foto, ma ero proprio interessato a conoscere, però ero un po' turbato. Poi io mi sono confrontato anche con delle madri, con altre persone, e ho capito che secondo me andare a visitare Beslan serve per non dimenticare. E come lo slogan che abbiamo visto prima, non so se la pronuncia è corretta, mi pomlim, noi ricordiamo, noi dobbiamo ricordare, e quello che possiamo fare noi secondo me è quello proprio di andare a visitare e ricordare, perché poi anche una sola persona che poi racconta quello quando torna, queste cose qui, è una forma anche non solo di ricordare la tragedia, che purtroppo la tragedia è rimasta, rimane quella e non si può fare niente, ma anche secondo me un aiuto anche un po' morale per non lasciare sola la comunità di Beslan, perché comunque è rimasta forse anche un po' dimenticata. E per questo penso che alla fine, secondo me, insomma, mi sono convinto che comunque chi ha la possibilità deve andare a vedere Beslan, deve andare a vedere con i propri occhi, anche per capire che queste cose non devono più succedere. In realtà bisogna utilizzare il condizionale, non dovrebbero più succedere, perché quello che sta succedendo ancora nel mondo implica l'uso del condizionale. Chiudo solo con un piccolo aneddoto. Una delle prime volte non ero proprio a Beslan, ma ero lì vicino, e andai a comprare un magazzino, in genere un negozio alimentare, una bottiglietta d'acqua, e c'era questa signora anziana che era la venditrice, che mi disse, vede che ero straniero, e mi disse: ah, dove vieni? Dall'Italia. Ah, ma come mai sei qui? Com'è che conosci questo posto? E poi, nonostante le mie insistenze, non mi fece pagare quella bottiglietta d'acqua, che erano pochi centesimi, non me le fece pagare, perché mi disse: no, non pagare, l'importante è che tu torni in Italia e parli di noi, perché noi esistiamo. E questa è una cosa che secondo me si può trasporre anche proprio alla comunità di Beslan, per non dimenticarla.
Ah sì, questi sono i palloncini che vengono lanciati. Sì, questo video è la cerimonia conclusiva dei 3 giorni alla sera, questo concerto che si è tenuto nel cortile antistante alla scuola museo. Lo ricordo, è stato uno spettacolo di commemorazione musicale, si sono esibiti dei cantanti, eccetera, in ricordo di questa cosa. I palloncini rappresentano ovviamente i bambini, cioè, ricordo di questo. Adesso io do ancora la parola a Mauro, che ci deve così fare un altro. Facciamo ormai alla fine, ecco, quindi dopo vi invito a parlare per un piccolo aperitivo insieme. E quindi adesso do la parola a Mauro e poi a Maurizio Cuttolo dell'Associazione Verona per la Libertà, perché poi dobbiamo concludere anche con un aspetto, diciamo, cosa stiamo facendo contro chi vuole le guerre, chi vuole il terrorismo. Prego. Scusate, velocissimo. Prima naturalmente ho parlato di Beslan e non ho voluto mischiare con l'Ossetia del Sud, anche se siamo lo stesso popolo, sono lo stesso popolo. Però devo dire adesso sull'Ossetia del Sud una cosa veramente importante. Circa 10 giorni fa, voi ricordate che ci fu l'aggressione dell'8 agosto del 2008, terribile. Avevamo sempre detto che erano stati i georgiani invece avevano sempre detto che erano stati i russi, no, ad aggredire la Georgia. Bene, 10 giorni fa i georgiani hanno riconosciuto per la prima volta che il 7 agosto, la notte del 7 agosto, del 7 e l'8 agosto, erano stati i georgiani guidati da quel criminale di Saakashvili ad attaccare l'Ossetia e a creare il. Questa è una cosa fondamentale, assolutamente importante, perché dimostra che noi in Italia abbiamo sempre detto che non eravamo stati noi. Questo toglie qualsiasi alibi al governo italiano, qualsiasi governo italiano, per il riconoscimento dell'Ossetia del Sud. Perché ogni volta che andava la Farnesina e che dicevano no, voi siete quelli che avete aggredito, no, ora lo dicono i georgiani, noi l'abbiamo sempre detto e sapevamo che era così. A questo punto vediamo cosa accadrà, ma per noi è stata una grande, non soddisfazione, perché è brutto, ma veramente un po' di giustizia c'è. Esatto. Grazie.